Resta in gravissime condizioni all'ospedale di Padova il bimbo di 2 anni rimasto coinvolto ieri in un incidente stradale a Motta di Livenza. Era in auto con il padre, negativi gli alcol test, indagini in corso. Controlli straordinari in tutta la Marca per il Ponte Pasquale, caccia il pirata della strada che ha travolto un ciclista a Castelfranco, grave un motociclista straniero uscito di strada a Morgano. Malore fatale in un ristorante nel Montello oggi pomeriggio, 70enne muore poco dopo il pranzo al ristorante, boom di richieste su M118. Attimi concitati ai giardini Sant'Andrea di Treviso, dove nel pomeriggio un uomo si è buttato nel Sile, voleva farla finita, è stato salvato da 2 passanti. Diventa incandescente la campagna elettorale a Treviso. Franco Rosi racconta un fatto che sarebbe avvenuto sabato allo stadio di Monigo e attacca Mario Conte, urla e spinte su Denardi, dice il sindaco non ci sto, se sa qualcosa mi denunci. Intanto il primo cittadino uscente e il candidato di centrosinistra saranno protagonisti domani sera di Ring. La trasmissione di Ferdinando Avarino è il primo vero duello elettorale della stagione. La Pasquetta dei trevigiani raccontata da Lucio Zanato. A Vittorio Veneto la tradizione della Righea, immancabile la gita sul Piave, in tanti a Lovadina, festa inclusiva a Villa Margherita. Dopo il grande successo della diretta del 1° aprile torna questa sera, grande richiesta su Antenna 3, il coro dei cori, musiche ed emozioni alpine in attesa dell'adunata. Bentrovati, buonasera, buona Pasquetta, telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. È la cronaca ad aprire questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Tantissimi i fatti di cui vi dobbiamo dare conto. Lo avete sentito nei titoli su tutti. L'angoscia, l'apprensione per il bambino di 2 anni che ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Motta di Livenza sulla Postumia. Si trovava in macchina con il papà 40enne di Caorle. Le sue condizioni restano davvero critiche. Pensavo che fosse uno scoppio di qualche cisterna che veniva però da dietro, ma probabilmente è la nuova mura che hanno messo per la pista ciclabile, e solo dopo 10 minuti, un quarto d'ora che ho sentito macchine sono venuto fuori e qualcuno mi ha detto che c'era stato un incidente. Il boato e poi l'angoscia per le condizioni di un bimbo di appena 2 anni, tuttora ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Padova. Il piccolo stava viaggiando con il padre, un 40enne residente a Caorle, quando la loro Fiat Punto si è scontrata con una Renault Scenic condotta da un 29enne di San Donà di Piave. Sono quasi le 3 del pomeriggio di Pasqua lungo la Postumia, all'incrocio con via Campagnole. Lo schianto è stato frontale, le 2 auto procedevano in direzione opposta. Tra i primi soccorritori c'è anche un pediatra che si trova casualmente sul luogo. È lui a rianimare il piccolo per circa 20 minuti e consegnarlo agli operatori del suo M118 partiti con l'elicottero dall'ospedale di Padova. Ferite più lievi per i 2 uomini, con il padre del bimbo condotto all'ospedale di Oderzo. Su entrambi sono stati disposti gli esami tossicologici e l'alcol test. I primi esiti sarebbero tutti negativi. Di certo resta una dinamica da chiarire. Tra le cause che potrebbero aver contribuito all'incidente non si escludono la banale disattenzione e la velocità eccessiva, ma anche una manovra azzardata. Il materiale sarà portato in procura, scontata l'apertura di un fascicolo, così come l'approfondimento sul seggiolino e sul posizionamento del piccolo, che avrebbe riportato un serio trauma cranico-cervicale e la cui prognosi resta riservata. Sulle strade della Marca il traffico è stato intenso per tutta la giornata, controlli straordinari da parte dei carabinieri e non solo, fino a notte inoltrata, e caccia all'uomo, il pirata della strada di Castelfranco Veneto, che ieri ha travolto un ciclista, ma sono tantissimi gli interventi. Per la Treviso Mare è stato il primo vero banco di prova della stagione 2023, ma posti di controllo sono stati effettuati in tutte le principali arterie della provincia, con i carabinieri del comando di Treviso impegnati soprattutto nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza. Denunciati 2 soggetti, un 24enne kosovaro e una 37enne dominicana, entrambi pizzicati ben oltre i limiti, 1,79 per l'uomo, 1,54 per la donna. Oltre al ritiro della patente è scattato anche il sequestro del mezzo. Denunciata
arrestata poi una donna quarantenne di Castelfranco, sempre per alcol alla guida. E nella Castellana è caccia all'automobilista che nel giorno di Pasqua ha urtato un ciclista rumeno, finito all'ospedale con lesioni profonde agli arti. L'auto non si è fermata a prestare soccorso e si è poi volatilizzata. A setaccio le telecamere della zona, ma il ponte pasquale ha coinciso con un super lavoro di tutte le forze dell'ordine, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, personale del SUEM. Solo nel giorno di Pasqua sono state oltre 30 le chiamate alla centrale operativa per malori legati al consumo smodato di alcol e cibo, colpiti soprattutto i più anziani, con interventi sia in case private che in ristoranti. Dispositivi specifici pure a Treviso città, con la polizia locale impegnata sia sul fronte della sicurezza stradale che della prevenzione dei furti. Qui la Pasquetta è coincisa con l'ultima giornata ecologica, monitorati come sempre gli ammassamenti di giovani. Diciamo che questo fine settimana, sabato e domenica, è stato un po' sottotono, anche perché il tempo ha influenzato sicuramente la presenza in città. Sappiamo che sabato pomeriggio in centro a Treviso ha piovuto, quindi anche il numero di ragazzini che solitamente vengono oltre i 1000-1500, registriamo a volte masse di ragazzini che vengono in città, non si sono visti. I controlli straordinari di polizia locale, polizia di Stato, carabinieri proseguiranno fino a notte inoltrata. Vi dicevo della giornata di durissimo lavoro che stanno vivendo gli operatori del SUEM 118, che oggi pomeriggio sono intervenuti in un ristorante di Volpago del Montello, dove è morto un uomo settantenne. Stava festeggiando la Pasquetta quando è stato colto da malore. Inutili i tentativi di rianimazione ed è stato trasportato in elicottero al Cafoncello, un 44enne tedesco caduto nel primo pomeriggio di oggi con la sua vela in territorio comunale di Pederobba. Come sapete, alle pendici del Grappa c'è in corso un importante trofeo tradizionale, la gara di deltaplani. Per il pilota straniero le prime informazioni raccolte parlano di un brutto trauma lombare con forti dolori come conseguenza della caduta. Sono in corso degli accertamenti per capire se ci siano delle fratture vertebrali. Incidente stradale a San Zenone degli Zelini, sulla strada che porta verso la frazione di Carainati. Una giovane coppia a bordo di uno scooter, si è scontrata con un'auto. I due ragazzi sono stati sbalzati sull'asfalto, sono in pronto soccorso ma starebbero tutto sommato bene. Ed è invece in gravi condizioni un motociclista 48enne straniero ma residente nel veneziano, uscito di strada poco dopo mezzogiorno a Morgano. Le sue condizioni sono peggiorate sensibilmente una volta arrivato al Cafoncello, quindi è sotto strettissima osservazione. E c'è stato un altro incidente nel pomeriggio, oggi poco dopo le 15, presso i giardinetti di Sant'Andrea, siamo in pieno centro a Treviso, quando un uomo sostanzialmente si è gettato nel Sile. Probabilmente l'intenzione era quella di farla finita, ma poi una volta in acqua ha iniziato a dibattersi e chiamare aiuto. Tempestivo l'intervento di due giovani passanti, che è stato davvero decisivo per salvarlo. Tra loro anche un giovane senegalese che vi posso mostrare, di 22 anni. Eccolo, se possiamo vedere la foto, grazie a Amadou Ba, che si è gettato in acqua ed è riuscito a portare a riva questo 35enne. È stato così chiamato il 118. L'uomo è stato a lungo rianimato e successivamente intubato. È stato ricoverato in gravi condizioni. Si trova in terapia intensiva al Cafoncello. Sempre per la cronaca ritorniamo a Motta di Livenza, dove la notte di Pasqua è stata contrassegnata da un ampio incendio. Sono in corso i rilievi, non si esclude il dolo. Potrebbe essere di natura dolosa l'incendio scoppiato nella notte di Pasqua, poco prima dell'1, al centro di raccolta di rifiuti di Via Lazio a Motta di Livenza, che fortunatamente, considerata l'ora, non ha visto coinvolte persone. Il rogo ha riguardato alcuni cumuli di materiale in fase di lavorazione. La mobilitazione di uomini e mezzi è stata generale. Vigili del fuoco sono intervenuti dal vicino distaccamento di Motta. In rinforzo le squadre di Treviso e San Donà di Piave con 4 autopompe, 2 autobotti, il carro schiuma e 20 operatori coordinati del caposervizio. I pompieri sono così riusciti a circoscrivere le fiamme a un cumulo di 70 tonnellate che è stato spento per poi essere bonificato. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, che dovranno relazionare in procura. Sul posto anche il personale di ARPAV.
Questa dunque è l'ampia pagina di cronaca di giornata, le immagini di Lucio Zanato, e c'è la politica che non è andata in vacanza, anzi oggi è stata una giornata estremamente pesante perché si è infiammato improvvisamente il dibattito politico a Treviso dopo la denuncia pubblica di Franco Rosi e della lista Treviso Civica. Sabato a Monico il sindaco Conte ha spintonato Giorgio De Nardi. Questo è il post apparso di Primo Mattino. Immediata la replica di Conte: se a prove mi denunci. Domani sera intanto De Nardi e Conte ospiti a Ring per il primo vero banco elettorale, il primo vero e proprio duello elettorale della stagione. Ero presente nella clubhouse della Benetton, stavo come al solito bevendo la birra dell'intervallo, e in quel momento è entrato il sindaco con un po' sopra le righe, rivolto spostati che devo passare, e che è andato avanti e ha respinto l'offerta di De Nardi che voleva brindare con lui con la birra. È cominciato con tono un po' alto, un po' arrogante, un po' maleducato, sbraitando, dicendo la tua proposta e criticando le proposte politiche di De Nardi. E probabilmente per la pochezza dei contenuti si aiutava anche con le mani nei confronti di De Nardi, spintocchiandolo un po'. Stando alle parole di Franco Rosi, non ci sarebbe stato nessun fair play da parte del sindaco uscente Mario Conte nei confronti del rivale Giorgio De Nardi. I due si sono incrociati alla partita tra Benetton e Cardiff, che sabato pomeriggio ha portato i Leoni a conquistare la loro prima semifinale di Challenge Cup. A dare il via al caso di giornata un post di Treviso Civica dove si diceva che De Nardi era stato urtato, spinto e provocato da Conte. Quindi ha spintonato, lei dice, De Nardi? No, guardi, non drammatizziamo. Come dire, usato anche le mani, cosa che in un dialogo, secondo me, io non sono abituato così, ecco, dopo ognuno ha le proprie abitudini, i propri usi. Nel pomeriggio una lettera aperta è stata inviata al primo cittadino da alcuni sostenitori di De Nardi, ex rugbyisti e appassionati. Nel suo atteggiamento si legge: non riconosciamo i valori dello sport. Lei ha usato il termine boiata per commentare un'ipotesi articolata, quella di aprire lo stadio Tegni a una funzione ricreativa, garantendo l'uso di un altro impianto alla squadra di calcio della città. Conte non ci sta. La legge della comunicazione prevede che fare la vittima di una situazione che non esiste possa portare consenso, però invito i candidati, peraltro non presenti il giorno della partita dello stadio, a essere un po' più seri, soprattutto nei confronti degli elettori. Quindi se a Giorgio De Nardi il confronto verbale che si basa semplicemente su una frase del tipo: prima di sparare i tuoi progetti sullo stadio, cerca di capire quello che è il contesto e le progettualità, perché queste sono state le mie parole, allora significa che De Nardi, 1, non è convinto delle sue sparate, 2, ha paura del confronto, 3, utilizza questi metoducci veramente di bassa politica per cercare di raccattare qualche voto. Quanto all'accusa di urti e spinte, i toni si fanno incandescenti. L'unico testimone è Franco Rosi. Allora, se io ho fatto quello che lui ha dichiarato, lo invito ad andare a fare denuncia dai carabinieri. Vediamo se avrà il coraggio di fare la denuncia a fronte di un episodio che non è mai avvenuto. Nessun ramoscello d'ulivo quindi da parte di nessuna forza politica, da parte di nessun candidato in pista. Tra l'altro nel pomeriggio abbiamo tentato di contattare anche Giorgio De Nardi, per il momento dice no comment, e De Nardi con Mario Conte sarà protagonista domani sera di Ring, la trasmissione di approfondimento politico condotta dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino, per quello che si preannuncia il primo vero duello di questa campagna elettorale. Conte versus De Nardi versus Conte, domani sera quindi a Ring con Avarino a partire dalle 21:15. Cambiamo decisamente argomento. Da questa mattina la MOM ha riattivato la linea di collegamento tra la Marca e il mare e a sorpresa questa mattina, puntuali alle 8:30, una piccola folla di giovani è tornata a prendere la corriera per Jesolo. Sembra come essere a scuola qua. Sì. Non ve l'aspettavate tutta sta gente? No. Dove sei? Treviso. Perché mi prendi la corriera? Perché vado a passare una giornata a Jesolo per Pasquetta. Tutti a Jesolo? Sì.
Una piccola folla che non ti aspetteresti la mattina presto di Pasquetta, ma la voglia di mare è così tanta che anche alzarsi ben prima delle 8 oggi non pesa proprio. Così questa mattina, dalla storica Siamici, nel cuore di Treviso, è ripartita la linea della MOM che collegherà per tutta l'estate la Marca al suo mare. 8:28 l'arrivo della prima corriera prolungata, con un successivo bis, visto il successo immediato del servizio. Come mai hai corriera? Perché è più veloce, esatto. Si fa prima. E si è anche più sicuri magari? Esatto. Poi c'è chi punta già all'indipendenza. Meglio la corriera che non la macchina? Sì, Perché? perché i genitori non ci accompagnano. Pallone a Jesolo? Cosa sì. andate a fare a Jesolo? Andate a giocare in spiaggia? Sì, si sta. Decisamente una sorpresa per chi pensava che andare in corriera a Jesolo fosse un ricordo di papà e nonni che non potevano permettersi la Vespa o la 500. Quasi un ritorno al futuro con tanto di ultime tecnologie. Sono tutti tecnologici. Tutti con l'applicazione. Una scelta fatta per convenienza ma anche per sicurezza, anche per tante famiglie, come ci racconta uno degli autisti veterani della tratta. Nel periodo estivo ci sono anche diverse famiglie intere, perché comunque tempo un'ora si è giù, le corse bene o male viaggiano in modo abbastanza regolare. È l'ottica che dovremmo avere un po' tutti quanti per il futuro, insomma, ecco. Alla fine è immancabile il saluto a chi rimane in città. Tutti a Jesolo? Sì! Ciao Andrea! Ma noi a Jesolo poi ci siamo andati, abbiamo trovato il sindaco Christopher De Zotti, ospite tra l'altro della nostra prima edizione, che ha aggiornato sulla Pasquetta nella città balneare. Una Pasquetta, dice, ha detto, anti-alcol. Questa mattina abbiamo concordato con la polizia locale il controllo di tutti quei pullman di ragazzi che vengono giù per fare la Pasquetta a Jesolo, quindi cerchiamo di prevenire che la Pasquetta diventi Pasquetta alcolica, che è assolutamente, oltre che un tema sociale, quindi vogliamo chiaramente dire che è necessario avere un uso consapevole degli alcolici e quindi nel rispetto di se stessi e degli altri. C'è anche un tema ovviamente di sicurezza, quindi dobbiamo cercare di prevenire il più possibile quei fenomeni che poi possono portare a degenerare, quindi anche alle risse e a quelle situazioni che conosciamo. Noi siamo città per i giovani e città di divertimento e vogliamo continuare ad esserlo. Ovviamente è necessario capire che il divertimento non significa sballo, significa un divertimento sano e responsabile. Chi vuole venire a Jesolo con questo spirito è assolutamente benvenuto e tutte le nostre strutture e gli operatori sono in grado di soddisfare questa domanda di divertimento. Abbiamo voluto però avviare anche una campagna comunicativa che rendesse chiaro il messaggio, che non è un messaggio proibizionista ma è un messaggio positivo. Abbiamo chiamato questa campagna Nel posto giusto, ovvero vogliamo dire esistono i posti dove divertirsi, esistono i posti dove poter consumare anche in maniera responsabile le bevande alcoliche, quindi è necessario che il divertimento trovi uno sfogo positivo e non si trasformi, come abbiamo visto, in risse, in fenomeni che non garantiscono la sicurezza, non garantiscono la tranquillità, ma anzi sono controproducenti, e quelli sono i fenomeni che non vogliamo a Jesolo. I temi amministrativi ci portano a Montebelluna per parlare di PNRR, una partita che per la sola città vale 13 milioni di euro. La sfida del PNRR, proprio perché è una sfida vincente. Ovviamente bisogna essere sul pezzo, essere lungimiranti, al netto poi ciò che accade nel mondo, come abbiamo visto anche l'aumento delle materie prime, ma insomma abbiamo il gruzzoletto per far fronte alle avversità. Di fronte ai ripetuti allarmi che arrivano un po' da tutta Italia, a Montebelluna prevale la fiducia sull'attuazione del PNRR, una partita che per la città è milionaria. Abbiamo ricevuto contributi PNRR di quasi 13 milioni di euro nell'ultimo anno e mezzo. Questo comporta una compartecipazione da parte del Comune di circa 2 milioni e 300 mila euro. Questa compartecipazione è coperta parte da un mutuo che abbiamo già contratto e parte anche dall'avanzo di amministrazione, come risulta dal rendiconto. I cofinanziamenti quindi sono garantiti e permetteranno di assorbire eventuali contraccolpi. Sul tavolo restano l'adeguamento sismico di diversi edifici e la realizzazione della nuova mensa della Papa Giovanni XXIII e ancora il restauro delle parti mancanti di Villa Pisani, la riqualificazione di Villa Pullina e del Parco Bertolini, più una
una serie di opere di efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Una partita Tetris la definisce lo stesso Bordin. È una bella partita proprio perché beneficiari di tutti questi milioni di euro di finanziamenti andremo a riqualificare ciò che è già stato fatto nel corso della precedente amministrazione. Un vero e proprio grido d'allarme arriva dal mondo del volontariato. Decine di milioni di euro sono stati spostati dal sociale alla sanità. È presente un 15-20% di ragazzi che hanno delle aspettative di realizzazione sul piano affettivo, sul piano sociale, sul piano lavorativo scarse, no? O pari a zero. No? Quindi, come dire, c'è tutta una fetta, una percentuale di ragazzi che meriterebbe di essere in qualche modo visto, intercettato, conosciuto, approfondito e aiutato. A rivelarlo uno studio promosso nelle scuole trevigiane. Un giovane su 6 non ha aspettative di realizzazione. Difficile però intercettarli, questi ragazzi, alla luce di una mancanza ormai cronica di servizi sul territorio. Sono solo alcuni dei dati emersi nel corso del secondo incontro organizzato al Sant'Artemio da Volontari Insieme, fortemente voluto dal mondo del volontariato, per segnalare le difficoltà della presa in carico della fragilità sul territorio. Non solo giovani, ma anche anziani. Circa 50.000 persone non autosufficienti in provincia, non autosufficienti anziani, e di questi 50.000 ne raggiungiamo circa la metà. E che ne è dell'altra metà? Probabilmente hanno il tema delle badanti, probabilmente però sfuggono all'analisi dei servizi. Ciò che dobbiamo fare è una roba semplice, fare una rivoluzione nei servizi. Per Ivano Pillon, nel coordinamento dei servizi per la disabilità, critica è anche la situazione nei centri diurni, che in mancanza di strutture più specializzate stanno accogliendo oggi anche i casi gravissimi, abdicando alla mission per la quale erano stati creati. Mancano i soldi e mancano in modo chiarissimo. Noi in Italia consumiamo 13 miliardi per distribuire soldi. Con quei 13 miliardi potremmo attivare tanti servizi. Le persone non hanno bisogno solo dei soldi, hanno bisogno anche di servizi. Difficile oggi anche il ruolo dell'amministratore di sostegno, con una legge che ne ha normato il ruolo ormai troppo vecchia. Certe volte l'amministratore di sostegno lavora prendendo 600 euro all'anno. Le sembrano tanti o pochi 600 euro? Non mi sembrano che siano tanti, no? È chiaro che con soldi così bassi, con così pochi, è difficile trovare delle persone che siano disposte ad andare un giorno sì e 3 no a dire come va, come stai. Tanti temi quindi in questo lunedì di Pasquetta, ma per l'appunto è stato un giorno di festa e i trevigiani hanno festeggiato a partire dal Piave. Comincia il nostro viaggio, il viaggio di Lucio Zanato tra i piccoli grandi riti della Marca trevigiana, così a Lovadina. Beh, non si può dire che qui non ci sia neanche un cane. No, infatti ho visto. Inizia con questa battuta la nostra incursione sulle grave di Lovadina, perché dopo gli affollamenti degli anni '80 con punte di oltre 10.000 persone, il secondo millennio con il contributo del Covid ha di fatto desertificato quello che era un appuntamento immancabile nella Pasquetta dei trevigiani. Noi siamo qua da Spresiano e Visnadello. Ma scusa, ma perché uno da Spresiano deve venire alle grave quando potrebbe andare al mare, ai Caraibi? Le tradizioni, star, il picnic con amici, famiglie, tradizioni, non c'è un vero perché. I nonni, i padri venivano qui e anche noi pian pianino, dai. Un appuntamento che da non mancare? Certo. Da quanti anni? 100 anni. 30. Eccoli dunque i ragazzi di ieri che ripetono il rito della grigliata, ma non più a terra con sassi e legna recuperata, ma in sicurezza con il barbecue. Ci siamo procurati le nostre griglie a gas e la Pasquetta continua. Avete rispettato l'ordinanza del sindaco? Sempre, assolutamente sì. Però una volta si poteva fare in mezzo ai sassi e cose, era forse più romantico? No, dai. Alla fine è comunque bello farlo, ci si diverte lo stesso, però comunque rispettando tutte le regole. Immancabile la musica, che qui non ha generazioni né età. Ci siamo organizzati un mese fa. Ma perché decidete di fare... Per tenere viva la tradizione che qui a Spresiano è molto sentita. Così come salutare la mamma davanti alla telecamera. Ciao mamma, guarda che bello che sono! Festa e giochi, anche se al posto del pallone oggi si andava in meta. Perché ci si diverte di più. E quelli che dicono che il rugby è uno sport per uomini? Non esiste. Nella tradizione c'è chi spera di far ridecollare anche la mitica gara degli aquiloni.
Ah, ma lei ci è riuscito alla fine? È la prima volta, vediamo se ce la faccio. Ma lei la faceva già da giovane? Poche, no, qualche volta da giovane. Quando una volta c'erano le gare qua? Sì, ero piccolo però. Anche da piccolo riusciva a vincere le gare di aquiloni? No, mai fa. Però adesso è riuscito ad alzarlo. C'è poco vento però. Insomma, anche la Pasquetta sulle Grave tornerà all'appuntamento di sempre. Parola del sindaco di Spresiano. A tutti i telespettatori di Antena 3, buona Pasqua! Ciao mamma! C'è poi la righea tra Vittorio Veneto e Conegliano, ma ve la raccontiamo subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio per continuare il nostro racconto della Pasquetta trevigiana. Vi dicevo, la righea che è ritornata prepotentemente nella zona del Vittoriese. Sempre Lucio Zanato. Qual è il segreto per fare un buon campo di righea? Un buon fondo di terra, creda, e poi sopra un saldan, che è una terra un po' sabbiosa per andare a smagrire e che tenga legato il fondo mescolato con la cenere che fa chiusura. Quindi niente cemento qua? Niente cemento. È una vera e propria ricetta che viene tramandata da secoli. Terra naturale che poi viene spalmata, si può lisciare e quando si asciuga... Ma dove si trova questa terra qua? Delle colline qua di Ceneda, terreno morenico. Lo trovate solo qua, insomma? Qua, tutto nel circondario qua del Vittoriese, Ceneda, fino verso la zona, i primi paesi di Conegliano. E ha questa particolarità che è malleabile, poi quando si asciuga diventa... Quando si asciuga diventa liscia, però se si asciuga troppo crepa e fa le borse. Ecco perché si diventa maestri nel realizzare i campi da righea, ma anche nello spiegare questo gioco, dove si conquistano uova che si centrano con il proprio uovo e che un tempo significava portare anche a casa da mangiare. Oggi i tempi sono cambiati, ma la memoria resta. Così un'associazione ha deciso di costruire una righea in piazza a Ceneda per far divertire grandi e bambini, ma soprattutto per rilanciare la tradizione. Abbiamo voluto riscoprire quelle che sono le vecchie tradizioni, quindi riportare la righea di nuovo in Duomo, perché manca credo da circa 15 o 20 anni che non si faceva più. C'era un circuito che voleva dire una righea qui in Duomo, poi c'è una righea da Bazzichet cosiddetto, che siamo in Piazza Gallina, poi abbiamo una righea che veniva fatta, quest'anno l'hanno fatta a Cozzuolo, Parco Valentino, Borgo Pretura Carpesica, e poi c'è anche la casetta delle Occhette a Meschio. Queste di solito erano le righee quelle principali. Associazione che punta in particolare al turismo con l'istituzione di un bus navetta per visitare non solo le righee, ma per far scoprire anche dei suggestivi quanto sconosciuti angoli vittoriesi. Quindi riproporre le proprie tradizioni vuol dire anche incentivare il turismo, certamente sì. Da Vittorio Veneto a Treviso, a Villa Margherita, per la Pasqua inclusiva della nostra Mirella Tuzzato. Perché organizzare questa iniziativa qui a Villa Margherita? Per iniziare a parlare di inclusività, visto questi spazi bellissimi, immensi che abbiamo qui. Qualcuno dice non ci sono spazi a Treviso, non so, più di questo, più le mura, non so dove vanno a cercare il verde, a 2 passi dalla città, ma soprattutto per stare tutti assieme. Ancora una volta Villa Margherita si propone come spazio per eliminare tutte le barriere fisiche ma soprattutto mentali sulla disabilità. Cancelle aperti dunque per diverse discipline sportive, le prime che accorciano le distanze. Perché avete aderito a questa iniziativa? Perché crediamo che sia una iniziativa molto interessante, che ci unisce e soprattutto raggruppa più sport. Possiamo dire che lo sport accorcia l'emarginazione determinata dalla disabilità? Certamente. Noi abbiamo anche come baseball, abbiamo anche una squadra di non vedenti che facciamo dei concentramenti, delle manifestazioni, c'è anche un campionato italiano per cui si partecipa anche a un campionato europeo. Lo sport accorcia la disabilità? Sì, decisamente, anche unisce i due mondi e la vedo proprio un connubio molto importante.
Non solo sport però oggi a Villa Margherita, perché anche disegnare oltre che comunicare può servire per includere. Qui stiamo facendo un workshop di fumetto e stiamo partendo proprio dagli inizi. Stanno fingendo, tra virgolette, di essere dei cavernicoli che sanno solo disegnare, quindi non parlare, non scrivere, e devono esprimere i loro sentimenti o le loro avventure, quello che gli è successo in giornata, solo ed esclusivamente con il disegno, senza la gomma, quindi matita, temperino e basta. Alla fine però è la tavola che accomuna davvero tutti, magari con un dolcissimo pezzo di tiramisù. Un tiramisù per dire che insomma la cucina non ha confini neanche per la disabilità. Assolutamente no, la cucina la disabilità non ha proprio confini. Allora vi porto un esempio: io collaboro con un'associazione, una Onlus a San Polo di Piave, Casa Vittoria, che lì abbiamo dei ragazzi disabili che comunque loro collaborano all'interno, sia nell'ambito di sala che cucina, che comunque danno una mano su questo. Insomma, tanti esempi da incontrare per scoprire che, se vogliamo, la disabilità non esiste. Sono 18 associazioni, tanto per scaldare i motori, perché l'evento grandissimo sarà anche il 1° maggio con un concerto dei Radiofiera, perciò sempre più inclusività su questi spazi bellissimi, soprattutto per fare rete, perché molti di noi non ci conosciamo, siamo in tanti ma non ci conosciamo perché ognuno col proprio orticello. Dobbiamo smetterla e unirsi e aiutare chi ha in difficoltà e ha bisogno. Ma la Pasquetta è stata festeggiata anche dai trevisani nel mondo. L'associazione in questi giorni con il comune di Valdobbiadene in Brasile, nel Rio Grande do Sul. Noi siamo qua perché il comune di Valdobbiadene ha in animo di sottoscrivere alcuni patti di amicizia con città con cui è accomunata Valdobbiadene per la produzione del vino. Cultura e coltura al di là e al di qua dell'oceano è una missione davvero speciale, quella di Comune di Valdobbiadene e Associazione Trevisani nel mondo. In questi giorni di Pasqua in Rio Grande do Sul, la regione più veneta del Brasile, come raccontano i tanti leoni di San Marco di cui è disseminato il territorio, obiettivo rinsaldare i rapporti anche in chiave economica. Ci sono molti aspetti che ci legano, certamente l'enogastronomia, ma anche la crescita ricettiva turistica, il legame forte che vogliamo avere con le scuole. A Valdobbiadene abbiamo un'importante scuola di ristorazione, la DF, ma anche le scuole superiori con il liceo linguistico, istituto tecnico turistico, quindi opportunità per far crescere i nostri giovani. 11 le sezioni di Trevisani nel mondo, nella regione brasiliana, un numero che racconta un legame profondissimo, ancora vivo nei ricordi di intere famiglie che hanno mantenuto il dialetto dell'Ottocento. Le persone di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, ecco, tutti ci dicevano: i miei erano originari di Ciccione di Valmarino, di Miane. Abbiamo incontrato anche un vescovo qua, originario appunto di Miane, di Morgano. Ecco, la presenza di Treviso in questa zona è veramente forte. La conoscenza e la fiducia deve essere alla base di qualsiasi rapporto di conoscenza e crescita comune. Una Pasqua che deve essere anche all'insegna della solidarietà. Vi raccontiamo la storia di Mario, un bambino di 2 anni nato a Padova. Ha gli occhi grandi, un sorriso dolcissimo e un carattere gioioso il piccolo Mario, che nei suoi 2 anni di vita si è ritrovato a combattere contro la CHOPS, una sindrome rarissima di cui esistono 30 casi al mondo e solo 13 sono stati studiati in letteratura. A suo fianco il papà Giovanni, agente del reparto prevenzione crimine della polizia a Padova, e la mamma Manuela, ricercatrice universitaria. Numerosi i sintomi legati alla sindrome. Sin da quando aveva 5 mesi abbiamo scoperto che appunto aveva una cardiopatia congenita legata alla sindrome, ma noi ai tempi non sapevamo ci fosse questa dietro, ma comunque è stata diagnosticata questa cardiopatia che ha richiesto ben 2 interventi cardiochirurgici e Mario è già stato in ospedale globalmente per 4 mesi della sua vita.
Oltre a questo è molto sensibile a livello respiratorio, ha un'ipoacusia bilaterale, vuol dire che non sente perfettamente e quindi abbiamo dovuto provvedere per fargli indossare delle protesi acustiche. Probabilmente non vede nemmeno benissimo. Nonostante tutto, Mario con mamma e papà non mollano. È stato lui a darci tutta la forza per riuscire, insomma, a superare tante difficoltà che si sono presentate fino ad ora, non ultima questa diagnosi che è recente, è arrivata giusto 2 mesi fa, cioè all'incirca. Il contatto con la rete internazionale di famiglie CHOPS ha portato i genitori di Mario a far nascere la raccolta fondi Un aiuto per Mario e non solo, creata sulla piattaforma GoFundMe e raggiungibile dalla pagina Instagram Super Mario Story, che punta a raccogliere 300.000 euro per lo studio di un farmaco. Il ricavato andrà destinato appunto a questa compagnia di ricerca di biotecnologie che si trova in California. Il farmaco dovrebbe andare a smaltire questa proteina alterata che si accumula all'interno di tutte le cellule del corpo di Mario e degli altri bambini. Proteina alterata che deriva dall'alterazione genetica. Noi speriamo ci sia veramente un vantaggio anche a livello cognitivo, il linguaggio. Non sappiamo di preciso cosa. E continuiamo a parlare di bambini. Andiamo negli anni '80 con la nostra rubrica dedicata alla storia, ai nostri archivi. In queste settimane, tra l'altro, più volte vi abbiamo parlato di inverno demografico, del fatto che nella Marca non ci siano più bambini. Ebbene, con Lucio Zanato, sempre con Lucio Zanato, andiamo negli anni '80 per raccontarvi di una festa con tanti bambini. Pensate, 10.000, la festa delle scuole paritarie che si teneva al Palaverde. Si è aperta così con la banda dei bersaglieri di Aviano la quarta festa del bambino, organizzata dalla Federazione Italiana Scuole Materne. Il Palaverde di Villorba ha ospitato oggi oltre 4.000 bambini, provenienti dalle scuole materne private di tutta la provincia. Sventolando coloratissimi fazzoletti, i bambini hanno intonato canzoni rivolte alla pace e agli altri principi religiosi. Con gli occhi sgranati hanno assistito ai giochi di prestigio del presentatore Marcello Cocchetto. Tra i presenti alla festa numerose autorità, tra le quali l'onorevole Lino Armellin, presidente provinciale della Federazione Italiana Scuole Materne, l'onorevole Tina Anselmi, il prefetto di Treviso ed il sottosegretario agli interni, onorevole Angelo Pavan. La festa, organizzata principalmente per i bambini, hanno detto gli ideatori, costituisce però anche un momento di riflessione per gli adulti sui temi della famiglia e dell'educazione religiosa, considerata importantissima per la formazione morale e spirituale del bambino. E a proposito di bambini, ecco la minibanda di Cison di Valmarino che ha suscitato particolare curiosità nel pubblico. Si tratta di un gruppo di suonatori e majorette, tutti giovanissimi. E poi ancora canzoni, poesie, giochi e spettacoli, nei quali si sono cimentati i bambini del pubblico. Al termine della manifestazione, 3.500 messaggi di pace in forma di palloncini sono stati liberati nel cielo di Treviso. Tutti giovanissimi all'epoca, oggi tutti over 40, così a occhio e croce, vediamo se qualcuno si è riconosciuto. In ultimissima battuta vi ricordo, domani sera il grande duello tra Mario Conte e Giorgio Denardi a Ring con il vice direttore Ferdinando Avarino. È la prima volta per entrambi, la prima volta che vanno a confronto, lo faranno quindi davanti alle nostre telecamere a Ring domani sera, martedì 11 aprile, politica, attualità, la politica alle corde. Giorgio Denardi, Mario Conte con Ferdinando Avarino. Io per il momento davvero non ho altri aggiornamenti da darvi. Come avete visto ci sono stati tanti fatti di cronaca, operatori del SUEM 118, operatori della Polizia, Carabinieri sono sulle principali arterie della Marca trevigiana per consentire il rientro dal Ponte Pasquale, quindi la situazione è in continua evoluzione, sorvegliata speciale come sempre la Treviso Mare. Però per il momento è tutto, mi fermo qui, buona Pasquetta ancora da parte di tutta la redazione di Antenna 3, vi lascio alle previsioni del tempo, buona serata.
Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Alta pressione sul nostro territorio, tempo in prevalenza buono. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 11 aprile ci mostra un contesto asciutto. Al mattino avremo molte nubi, col passare delle ore sarà via via più sereno. Tuttavia non si escludono dei fenomeni, specie sui settori più orientali della nostra regione. Temperature in aumento, minime tra 3 e 7 gradi, massime invece tra i 16 e i 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà in prevalenza nuvoloso inizialmente. Nel pomeriggio rasserenamenti alternati a qualche pioggia a carattere sparso. Temperature minime tra 3 e 8 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato anche qui, con qualche addensamento in genere innocuo. Temperature minime sui 2-4 gradi, massime intorno ai 20 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.